Noi oggi siamo una generazione di anziani, però i giovani non si vedono. È ora che noi senior trasferiamo i valori gratuitamente, onestamente, e che i giovani si prendano in mano la responsabilità. Ha guardato sempre al futuro e ai giovani. Rina Bitz, diventata nei decenni una delle figure di riferimento del volontariato e dell'economia sociale, non solo a nord-est. Con lei, scomparsa all'età di 91 anni a Ponte di Piave, se ne va un pezzo di storia del terzo settore, profondamente cattolico e ancorato al territorio. Figlia di mezzadri, dopo aver lasciato il lavoro nella filanda di Orsago, diviene un punto di riferimento nel patronato ACLI locale e nazionale, più che un lavoro, una missione che culmina nella fondazione della ONLUS Insieme si può, che si occupa di fragilità e supporto al lavoro femminile. Così nel 2012 parlava di violenza di genere. Non può essere che le donne vengano uccise e poi con qualche anno se l'asciugano. Nel suo percorso Bitz incrocia personalità come Papa Luciani e Tina Anselmi, ma sono gli ultimi la sua priorità. Di icona del mondo sociale parla Luca Zaia, pioniera della solidarietà la definisce Mario Conte. Chi l'ha conosciuta chiede ne venga preservata la memoria. Mi auguro che la sua eredità, la sua memoria possano essere ricordate con una grande iniziativa, perché sicuramente lei ha scritto una delle pagine più belle della storia dell'impegno dei cattolici nel sociale e in politica. Era un carattere fortissimo, a volte faticoso, ecco, molto faticoso, però ti lasciava molto, ti arricchiva, era disponibile al confronto, era disponibile ad aiutarti se rimanevi indietro. Per questo la sua creatura Insieme si può la ricorda soprattutto con gratitudine. È un grande dolore quello che viviamo oggi come soci della cooperativa, ma è anche un momento in cui ci stringiamo per guardare avanti insieme, facendo leva sui valori e sulle tante cose belle che Rina ha realizzato per le nostre comunità. L'ultimo saluto a Caterina Bitz, per tutti Rina, lunedì alle 14:30 nella chiesa della sua Orsago.